E il Sacro Graal, il protagonista delle 3 giornate medievali che a Valvasone si organizzano da domani a domenica. Ancora Tino Zava da Pordenone. Sì, un chiaro richiamo al ciclo bretone per questa 21esima edizione e ai suoi eroi, da Parsifal a Lancillotto, da Galad ad Artù. E proprio all'indiscusso signore di Camelot sarà dedicata la sempre ambita cena medievale di sabato sera nel chiostro del convento dei Serviti. Il Sacro Graal, quindi, la mistica coppa oggetto di affannose ricerche in quei tempi lontani, intrisi di fortissima spiritualità e che per alcuni conteneva il sangue di Cristo, per altri era semplicemente quella a cui il Nazareno si era accostato nell'ultima cena. Oltre 1 migliaio di figuranti, le immagini si riferiscono all'ultima edizione forniteci dagli organizzatori, in un'atmosfera carica di suggestione, specie la sera, quando il bellissimo centro valvasonese viene rischiarato dalle torce e animato da armiseri, indovini e ciarlatani, osti e religiosi. Cuore della manifestazione di quest'anno la rappresentazione teatrale a episodi incentrata appunto sul Graal, tratta da un romanzo in francese antico e proposta in strade e piazzette. Sabato mattina il Medioevo dei ragazzi, dedicato agli studenti del luogo. Domenica la grande fiera, dove fare acquisti e degustare specialità medievali nelle tante taverne gestite dalle associazioni.